sta accorto? Un signore si è schiantato col mio Z. Ah, ma prendi che mo stavo là. È uno con l'SH l'ha alzato in aria, col BMW ha alzato in aria anche l'SH. Non mi dispiace perché la persona in questione si è rotta la clavicola. Grazie mille. Allora, quanto mi mancava a prendere le moto? Era un mese che non mi divertivo. Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi nuovo video, nuovo episodio sull'avanzamento dei lavori. Stiamo sistemando l'area bar. Adesso stiamo andando a pulire tutta quest'area. Per chi ha visto il video presentazione delle motine nuove che stanno lì, guardate quanto sono belle. Abbiamo già pulito tutte le piante. Sta iniziando a piovere ragazzi. C'è Johnny che mangia una pizzetta. È buono. Oh sole mia, sangue per me. Non penso faccia così. Ma stai scherzando? Oh, è uscito con la cinta! Raga, questo è il risultato dopo un bel po' di lavoro. Tutto pulito naturalmente, da sistemare tante cose. Adesso verrà la ditta che si occuperà di sostituire tutte le parti difettose eccetera. Però noi abbiamo pulito. Ragazzi. Ma sei proprio cattivo sei. Queste sono tutte le foglie di pino e dietro ce ne sono tante altre. Sì, sono di pino ma anche di Pasquale e pure di Francesca. No? Vai Emanuele! Vai Emanuele! Raga, continuiamo a lavorare. Ah, in tutto questo, un signore si è schiantato col mio Z. Sì. Oh my god. Raga, si è schiantato col mio Z. Porco Giuda, e io devo imparare a dire di no. Devo imparare a dire di no e mi ha storto lo sterzo e la leva della frizione. So soldi. Porco Giuda, però non fa niente, cama fa. Moments later. Ragazzuoli, è finita la pausa lavoro. Abbiamo portato avanti un bel po' di cose e adesso andiamo con l'S1000 di Carputo, dato che lui non c'è. No, non è vero, dai, non è vero, la lasciamo stare. Ho provato qualche curvetta, stessa cosa Alessio. Antonio ha appoggiato il ginocchio con l'RS, noi non potevamo, però io penso di riuscirci, mi mancava poco anche a me. Lui si è schiattato nelle gomme perché non frena. Ve la stiamo sistemando però ragazzi, vedete già stamattina abbiamo cambiato carburatore. Oh, va giù, raga, piscia la benzina dal filtro. Oh, ah no, eccolo, lui me l'ha detto. Guarda da dove no, raga, dall'ugello ha detto incottato. Guarda qua, quanta ne sta cacciando. Incottato, sì, è plastica incottata. Manuele, lo sappiamo che sei di sculk. Come hai detto? Di scalculo. Ragazzi, Manuele stamattina si è girato. Ha fatto, Vale, ma io sono di scalculo. È per i numeri. Vabbè, comunque adesso si chiama Manu di scalculo. Raga, adesso insegneremo a Ciccia. Avete chiesto nelle live perché non era presente. Cioè non nelle live, nelle domande del video di Sgroi. E adesso insegneremo a portare la moto. Sai come funziona? No. Niente proprio, 000. Partiamo dalla base. Allora, metti a folle. Premi la frizione. A che sta? Vai, adesso stai in prima penso. Ah, ok. Vedi, adesso devi mettere un poco su. La folle sta tra la prima e la seconda. Questo lo so. Ah, ok, bravissima, messo a folle. Sali sopra e accendi. No, accesa, accendi con il tastino. No, in questa cosa lo sento. Ok. Tira la frizione, metti la prima, stai pure senza guanti, senza protezioni tu. È un'area sicura. Non c'entra che l'area sicura non ti fai male. È privata. Però sì, ma devi stare con le protezioni. Non te le faccio passare, ma perché non c'è il furgone con tutte le protezioni. Metti la prima. Ora sta in prima. Lascia piano piano la frizione. Lascia piano piano la frizione, accelera poco, parte, guarda. Bravissima, sei andata, parti, lascia la frizione, accelera. È come un motorino adesso, il freno ce l'hai a destra. È stortissima, lo so. Non sto a vedere una magia, questo è un modello nuovo. Guarda la ruota bene davanti. Posso dire una cosa? Aspettiamo oggi pomeriggio e prendiamo le protezioni, che dici? Dai, così impari che puoi stare proprio tranquilla. Mi fai stare più tranquillo anche a me. Che ne pensi? Metti i guantini, più calma, perché poi devi rovinare queste belle manine? È per questo, vedi?
in folle, vai. Perché a volte non entra, è difettosa un po' lei. Devi sfrizzonarla tanto. Questa 125 4 tempi. Sì. Alla fine prendi con le moto grandi che ti... Magari ti imparare che in motocicletta vicino no, perché se no poi non lo puoi portare sulle moto grandi, quello è il punto. Si imbratta questa, non ha modo di sfogare. Ma il problema è che capite, dai solo in prima seconda, cioè arrivi sparato pro. Cioè non sono proprio adatti due tempi, ma perché fa casino e si imbratta. Fa troppo casino e si imbratta proprio facile. Ma secondo me anche di là, col fatto che i ragazzi dovranno iniziare a fare il percorso e farlo piano, secondo me si troveranno nella difficoltà, cioè che per tenerla sempre alti di giri, devi tenerla alta di giri, se no si imbratta. Ci stiamo noi a cambiare candele tutti i giorni, in modo che si imbrattano, puzza, tempo perso. Lo so che il 2 tempi è bellissimissimo, ma secondo me la migliore risoluzione è il 125 4 tempi. 125 4 tempi e 250 4 tempi. Troppo una bicicletta questo. Bravissimo! Ale, fermo! Adesso che ce l'avevi là, non provare a buttarci la seconda perché la vuoi tenere lunga. Butta, no, non te ne fottere, buttati più dietro. Cerca di arrivare meno, che così tu buttando di più dietro e premendo un po' fino, la vai a rallentare, la riesci a giocare in prima. La moto ci sono muore un po', ci sta. Sì, che non importa. Tirati la prima, non ci prova a mettere, perché se ti provi a mettere la seconda rischi che la lanci, perché ti dà la botta. Questa quando ci passi il 125 4 tempi, quando passi dalla prima alla seconda devi tenere il piede sul freno, perché se stai alto ti lancia subito. Che cazzo fai? L'altro. Later. Raga, è una figata! C'è la ruota a terra, c'è la ruota che sta cedendo, che sta a terra. No, non ci ragazzi. Ragazzi, oggi ci stiamo divertendo così, dovevamo lavorare, non stiamo lavorando. Non stiamo lavorando. Later that night. Raga, è un signore di 50 anni e passa, è venuto, ha detto era abituato a guidare in competizione. Io giustamente, essendo una persona anche anziana, cioè nel senso adulta, e quindi ho detto vabbè, è una persona che ne capisce di due tempi, e invece no. E lì Z c'ha il manubrio leggermente storto. Più che altro mi dispiace perché la persona in questione si è rotta la clavicola, la pedalina pure un poco sminchiata. Ma fa, capita, io devo smettere di dare i miei mezzi in mano alle persone. Basta. Fammi vedere un attimo una cosa. Era spenta. Cioè quindi finora non ho ripreso un c***o. Bene raga, vi siete persi tutto l'inizio di questo raduno, tanti trick. Pensavo fosse, dai. Pensavo fosse accesa. Al corso. Grande. Tutto bene? Vai, manda. Signora, buonasera. Adesso vi aspetto alla scuola, manca poco per aprire. Vai. Sempre, Valentino. Grazie. Grazie mille. Scusami per il bacio col casco.
Sì, dove sta? Grandi ragazzi, grandi. E tra 10 minuti. Sì. Sì, vai. Ciao mamma! Valentina, ma dopo la prendi La piccolina sì. Poi la vado a prendere, poso questa 2 minuti dopo. Stiamo uscendo nel video, Valentina. Adesso? Sì, saluta. Ciao mamma! Tutto bene. Certamente. Grazie ragazzi. Ciao ragazzi. Eh sì ragazzi, devo gonfiare perché sono proprio a terra. Stanno morendo, pressione zero. Certamente. Ti piace? Sì, ma che cosa stai facendo? Adesso sto gonfiando un po' le gomme che erano particolarmente sgonfie. Vai con lui, vai con lui. Grazie. Ciao. Ti ha percolato proprio in diretta, ti ha percolato. Era un pesce, ma bellissimo. Vabbè. Tu sta accorto? Vabbè, questi qua sì, sì. No, Valenti che mo sta a volare. È uno con l'SH l'alzata in aria, col BMW alzata in aria anche l'SH. No, ma io quando ci stanno le macchine non mi metto. Sta bene? Tutto bene, sono un tuo carissimo Grande. mi riconoscevo una volta. Oh, ma tu quanto stai imparando ad impennare, eh? Non ho capito niente. Quanto stai imparando ad impennare? Sai, mantieni a me. No, a me devi mantenere. Ma se la sta male. Sì. Sì. Grazie frate, oggi bene. Ah, quando vai? Grazie come? Valenti, come porta 3? Vai, dai, inizia la giostra adesso. Devo prendere 5 euro a giro. Ah! Vai. Al terzo! Questa si muove, si caga sotto sta cosa, che ti pensi quanto faccia sta cosa? Vai allora! Sta ucciso, fra sto 2 tempi! Rifacciamolo con questo, il fatto della mano! Guardalo! Grande! Lì col cazzo sulla macchina! Bellissimo! Sono riuscito ad alzarmi sull'MSX. Anche per me. Allora, quanto mi mancava a prendere le moto? Era un mese che non mi divertivo. Non so se ti ricordi di Roma. Dei ragazzi del cappello. Ah, sì! Mia sorella mi voleva vedere. Certamente. Piaciuta poi la fiera alla fine? Molto piccola, l'ICMA è 10... No, sta piovendo! Ragazzi, aspettate, posso un attimo, fermati, scusami. Sta piovendo. È venuto il diluvio, proprio il diluvio. Ho registrato poco perché all'inizio non ho ripreso. Il tempo ha rovinato tutto per l'universale, adesso ce ne andiamo. Finisce così questo video. Ciao. Oh, è uscito con la cinta! Ma c'è il semaforo, scusate, che me fa? Fermati! SOS! Ma lui stava scendendo con la cinta, dove sta? Bellissimo, guarda qua, in mezzo alla natura, le cacche, guardale! Ce l'ho fatta! Vai! Oh! Scivolato il posteriore tantissimo! Mi so cagato sotto! Guardala quanto scende giù! No, ma sono caduti? La Touareg tra un R1 avanti e un CBR 600 nuovo dietro! Complimenti mamma Aprilia!
per questo mezzo che hai fatto. Non vediamo l'ora di provare la versione 450. Vai Valentino, attaccali! Ma io col Touareg ci difendiamo alla grande! Semitassello e ruota da 21. Valentino non ha paura. Vogliamo il Panigale sotto la Touareg! Il Panigale sotto la Touareg! Valentino c'è! Gli sta dando la paga a tutte il Touareg! Mettete questa benzina nelle moto e camminate perché è troppo bello! Abbiamo piegato a corso proprio un po' un asfalto in merda proprio. Abbiamo fatto piangere a parecchi mille. Fratelli, ma non solo i 1000, anche le medie.